Organico e stipendi dei medici, il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi, durissimo con i sindacati, mostra nero su bianco le cifre dell'azienda sanitaria, ma una sua partecipazione a un convegno con una candidata sindaco della Lega fa insorgere il PD. Ondata di maltempo, la bufera di neve sul Cansiglio, un maggio così non si vedeva da 62 anni, tregua per 2 giorni, poi mercoledì sera il ritorno del maltempo. Il vento di ieri, c'è anche il vento di ieri, ma anche l'incuria tra le cause di diversi cedimenti, in particolare lungo le rive del Sile nel tratto morto di Villa Pendula a Casier, numerose le segnalazioni. Ancora furti nelle case, nella Marca Trevigiana, intanto l'iniziativa della vigilanza autofinanziata dai cittadini pronta a partire anche nel quartiere di Treviso. La durata nazionale degli alpini, 100.000 penne nere veneti si preparano alla 3 giorni di Milano da venerdì, dalla Marca ci sarà anche lo zoccolo di Ioso, lo storico mulo alpino morto una settimana fa. Sport volley, in un palaverde esaurito, l'Imoco Conegliano potrebbe conquistare stasera il terzo scudetto della sua storia, il secondo consecutivo. Nel basket invece la De Longhi passa dal vantaggio del 2-0 al 2-2 che la costringe a gara 5 mercoledì in casa contro Trapani, è obbligatorio vincere per passare il turno. Telespettatori di Antena 3, buonasera, bentrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Sono giorni caldissimi sul fronte sanità questi in tutto il Veneto, ma soprattutto nella Marca Trevigiana. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi il botta e risposta quasi quotidiano tra Regione e sindacati che hanno minacciato uno sciopero della sanità veneta, non solo ovviamente della Marca Trevigiana. Oggi a prendere la parola il direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, con un durissimo contrattacco, mostrando anche le cifre proprio sul tema carenza dei medici e stipendi dei medici. Non accenna a placcarsi il botta e risposta a distanza tra sindacati e ULSS 2 sul tema carenza di personale e retribuzioni dei medici. Dopo la mobilitazione unitaria della scorsa settimana e il paventato sciopero generale della sanità in caso di mancate risposte, oggi arriva la replica dell'azienda sanitaria trevigiana con dati alla mano. E il primo sassolino dalla scarpa il direttore generale Benazzi se lo toglie, facendo chiarezza sulle polemiche esplose dopo la notizia dell'assunzione di 10 medici romeni. Si tratta di nostri connazionali, specifica subito Benazzi, laureati nel nostro paese che per la carenza di posti di specialità in Italia hanno deciso di fare la specializzazione a Timisoara. Sono stanco di sentire che qualcuno specula su queste robe, però stiamo pensando alla salute dei cittadini trevigiani, non alle speculazioni politiche, perché ne abbiamo le palle piene, sono italiani, ve lo dico e ve lo ripeto. Lo facevamo con quei 10 medici che ci interessavano, erano tutti medici italiani laureati nelle facoltà italiane che siccome non trovavano un posto in specialità Padova, Udine, Verona, sono andati pagandosi a fare la specialità all'estero. A proposito di organici, nei primi mesi del 2019, fa sapere l'ULSS 2, una settantina i medici assunti, nel 2018 101 a fronte dei 140 necessari a garantire il turnover, e questo nonostante i concorsi, una ventina nel biennio 2017-2018 a tempo indeterminato e un'ottantina a tempo determinato. Resta la criticità legata ad alcune specializzazioni, ginecologia, pediatria, anestesia, carenze che l'ULSS 2 auspica di colmare con il prossimo concorso dell'azienda Zero. Abbiamo diversi concorsi che abbiamo chiesto all'azienda Zero, abbiamo chiesto una ventina di concorsi, quindi l'avvio di 22 concorsi esattamente all'azienda Zero per diverse discipline mediche. Noi abbiamo chiesto per esempio in questa tornata 65 medici, la Regione ce li ha autorizzati tutti, adesso speriamo che nei concorsi dell'azienda Zero si presentino tutti e quindi andiamo a sanare le carenze. Più tranquilla la situazione invece sul fronte infermieri e OS. Infermieri e OS non solo riusciamo a garantire il turnover, come diceva anche il direttore generale prima, dal 2015 a oggi c'è stato anche un leggero innalzamento di quelli che sono gli organici. Altro punto di scontro con i sindacati, quello sugli stipendi dei medici. La CGIL aveva parlato di retribuzioni dei camici bianchi dell'ULSS 2 inferiori alla media regionale. Noi paghiamo come si paga in tutto il Veneto e paghiamo di più della media nazionale, sia i medici che gli infermieri. Non era stato inserito rispetto al dato che i sindacati avevano, che è il dato del MEF, non era stata inserita la produttività dei medici e quindi di conseguenza la cifra media era inferiore alla media regionale. Le polemiche sono destinate però a continuare, non tanto sulle cifre, perché suo malgrado proprio Benazzi è protagonista di una polemica innescata dal
Partito Democratico Provinciale, che ha segnalato come domani, martedì 7 maggio, è previsto a Ponte di Piave, nell'ambito della campagna per le elezioni amministrative del 26 maggio, un incontro pubblico organizzato dalla lista Vivi Ponte, che sostiene con il simbolo della Lega la candidata a sindaco Paola Roma. L'incontro dal titolo Sociale più salute uguale sanità vede tra i relatori, oltre alla candidata a sindaco, anche l'attuale assessore regionale Emanuela Lanzarin e il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Una presenza che non è passata inosservata al PD trevigiano, che attraverso il segretario provinciale Giovanni Zorzi, responsabile sanità Nicolò Rocco, hanno espresso con una nota molto dura la loro contrarietà. La partecipazione del direttore generale di azienda sanitaria ad un'iniziativa di campagna elettorale certifica, dice il PD, che siamo di fronte a una concezione padronale, privatistica e partitica della sanità veneta, dicono Rocco e Zorzi. Sappiamo che i direttori generali vengono scelti direttamente da Zaia e prendiamo atto che la loro nomina sia di natura politica, ma esiste un confine, dice il PD, tra l'attuazione di un programma politico-amministrativo e il diventare strumenti puramente partitici. Continua il PD, che parla di cadute di stile gravi e di preoccupazioni, quindi polemica destinata a continuare nelle prossime ore. Come invece tornerà non nelle prossime ore ma fra 2 giorni, fra 48 ore, il maltempo, che oggi e domani, oggi ha dato tregua e lo farà anche domani, un maltempo che è tornato ieri in tutto il Veneto e anche nella Marca. Abbiamo visto nell'edizione regionale i danni più importanti nella zona del Veronese, ma nel Trevigiano non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, soprattutto danni da vento, e poi quel cansiglio imbiancato anche con non pochi problemi. Fine settimana col brivido per la Marca. Il maltempo ha caratterizzato tutta la giornata di domenica, con il forte vento che ha impegnato di non poco i vigili del fuoco. Una trentina di interventi di soccorso, in generale sì, interventi di tipo alberi pericolanti, tetti, qualche elemento sì, pericoloso, diciamo, da dover rimuovere a seguito del vento. Ecco, questo, soprattutto il vento, ha fatto molti danni. E se in pianura è il vento, in parte la pioggia ad aver caratterizzato la giornata, in alta collina e sulle prealpi trevigiane un paesaggio decisamente fuori stagione ha accolto i vacanzieri della domenica. Da tutto il massiccio del Garpa fino al Pizzoc la neve è caduta abbondante fino a quota 500 metri, con questi risultati. Qui siamo lungo la strada per il Pian del Cansiglio, con diversi automobilisti sorpresi dalla neve, senza né gli adeguati pneumatici e nemmeno le catene, con questi risultati. Uno spettacolo che i più attrezzati non hanno voluto però perdere, e le immagini della piana battuta da una fitta nevicata il 5 maggio rimarranno indelebili nei ricordi. A inizio maggio così non si era mai vista la neve, bellissima, bellissima. Quali sono state le difficoltà? C'erano degli spazzanevi, le strade erano pulite? Insomma, da appena prima della cosetta abbiamo trovato la neve in mezzo alla strada, c'erano anche i pompieri che liberavano la strada da qualche ramo caduto dal peso della neve, e c'era uno o due spazzaneve, sì, però con le gomme da neve io con la macchina 4x4 non ho avuto problemi ad arrivare fin qui. Se l'aspettava questa nevicata? Assolutamente no, siamo venuti apposta a fare un giretto con il cane per vedere la neve, perché no, in questa stagione sicuramente no, non è aspettata. Lei di dov'è? Viviamo qui vicino, a Sarmede, sì, un paese qui vicino, però non ho ricordi di questa nevicata in questo periodo, sicuramente no. Neve che per fortuna non ha portato all'abbassamento temuto nelle valli del Prosecco, dove anche per questa notte non si dovrebbe scendere sotto lo zero, ma temo invece che dopo la pausa di questi giorni tornerà mercoledì. Il peggioramento vero ci sarà giovedì, quando le piogge si diffonderanno, non saranno abbondanti come nella giornata di ieri, comunque interesseranno un po' tutta la pianura e saranno nevose ma a quote medio-alte. Le temperature in compenso sono cresciute, le minime si manterranno intorno agli 8-10 gradi, le massime intorno ai 17-18 gradi. Non escluso per giovedì anche un aumento del vento, quindi con un rinforzo della forza del vento. E a proposito del vento, il vento di ieri, ma certamente anche altre cause sono le responsabili di diversi cedimenti, in particolare lungo le rive del Sile nel tratto morto di Villa Pendula Casier. Tanti cittadini che in passeggiata questa mattina ci hanno segnalato gli alberi caduti e le voragini aperte dall'innalzamento delle radici. Ecco lo spettacolo della Greenway questa mattina nel tratto di Casier.
alberi lungo la strada, ma soprattutto voragini aperte da alberi precipitati sul Sile. A segnalarci l'accaduto uno dei cittadini che da sempre frequentano e amano profondamente questo tratto di Marca. La restiera ultimamente è sempre più apprezzata dai trevigiani, da tutta la gente che cammina tutti i giorni, però dall'altra parte non c'è un riscontro da chi dovrebbe seguirla per le manutenzioni degli alberi e di tutto quanto. Questo un po' rattrista, insomma, vedere le bellezze del Sile abbandonate. Certo, il vento di ieri è il maggior responsabile di questi schianti, sottolinea Tamai, che però fa anche notare come potevano essere prevenuti alleggerendo le piante, ma anche evitando che la loro barriera naturale venisse abbattuta per far posto ai filari di prosecco. Tutto questo in una zona delicata e soprattutto ipercontrollata come le sponde del Sile. Un impegno maggiore da parte dell'ente parco del Sile, secondo il mio punto di vista. Insomma, si vede poco qui la gente del parco. No comment. Intanto gli alberi stanno nell'acqua, ostruendo anche il deflusso del Dosson. Gli unici ad apprezzare la situazione sembrano le gallinelle e le anatre, che qui possono ripararsi e costruire nidi, con il risultato che se non si interviene subito ogni rimozione dovrà essere rimandata all'autunno. E adesso l'economia è legata al territorio, perché nella Marca sono arrivati i finanziamenti per rinnovare tutto il sistema provinciale di irrigazione, 20 milioni di euro per risparmiare acqua ma anche per creare lavoro. Ecco la carta che da sola racconta come verranno spesi 20 milioni di euro, una vera e propria impresa, ovvero eliminare tutte le canalette del sistema di irrigazione della Marca. La presentazione nel municipio di Quinto, la presenza di gran parte dei sindaci coinvolti in una vera e propria rivoluzione della rete pensata, attuata dalla Serenissima nel 1436. Certo, l'attenzione per la dispersione dell'acqua del Piave nelle due prese di Pederobba e Nervese a quei tempi di fatto non c'era. Situazione completamente differente oggi, dove nei 60.000 ettari coperti dal consorzio Piave spariranno le canalette in cemento per far posto a tubazioni interrate che garantiscono non solo perdite vicino allo zero, ma anche quella pressione per un'irrigazione non più a dispersione ma a pioggia. In realtà il Consorzio già sta provvedendo alla sostituzione e questi 20 milioni di euro serviranno per 3 progetti: la rete idraulica di Strana Paese Quinto, la riconversione irrigua di Arcade Nervese ed infine quella di Crocetta e Biadene di Montebelluna, in tutto 270 km di condotte. 20 milioni di euro, una risposta importante per questo territorio, per questa provincia, per tutto il territorio, non solo per l'agricoltura, con un risparmio di acqua importante che va appunto nella direzione di salvaguardare un intero ecosistema che è quello del Piave. Già, perché quest'acqua, che non verrà più dispersa, permetterà di mantenere il minimo del flusso del Piave, evitando le secche estive che ogni anno annientano la fauna del fiume. Un progetto partito nel 2014 con 5 anni di burocrazia per ottenere i finanziamenti, uno solo per affidare gli appalti e 2,5 per finire tutto. Così, dopo la corsa romana, per il Presidente è una vera e propria corsa contro il tempo. Ma la Serenissima avrebbe i tempi che voi invece state affrontando per avere il finanziamento? No, io non c'ero ai tempi della Serenissima, per cui io mi auguro che non avesse questo tipo di tempi. La sicurezza adesso, per parlare dei furti che continuano purtroppo nella Marca trevigiana, ma ci sono anche tanti furti sventati grazie alla vigilanza autofinanziata dai cittadini, un esperimento che è pronto a partire anche nei quartieri di Treviso. Banditi ancora in azione nella Marca. Tra sabato e domenica a Biancade è stata fatta esplodere la cassa esterna delle poste, che era però vuota perché da qualche giorno fuori servizio. Malviventi dunque rimasti a mani vuote, ma nel mirino dei soliti ignoti anche le abitazioni, con furti tentati come ieri sera a Merlengo di Ponzano o colpi andati a segno come accaduto nella notte tra venerdì e sabato ad Osson. In questo caso i malviventi, dopo aver forzato la finestra di un appartamento al primo piano, si sono introdotti in casa mentre la proprietaria era fuori. Spariti una macchina fotografica, un giubbotto, i documenti personali, una carta prepagata e un braccialetto. Immediata la denuncia ai carabinieri e forte nella giovane proprietaria la paura per aver visto violata l'intimità della propria abitazione. Situazioni che si ripetono nella provincia e che portano sempre più persone a voler aderire all'iniziativa dell'associazione Furti in Corso della vigilanza privata autofinanziata. 5 i comuni nei quali il progetto è partito, molte le richieste che stanno arrivando anche da Treviso. In procinto di partire abbiamo i quartieri di Treviso, quindi piuttosto che San Lazzaro, San Giuseppe, San Zeno. Positivo il bilancio di questi primi mesi di servizio di vigilanza. È riuscita anche solo con il passaggio e quindi con il faro a far fuggire delle auto sospette o anche delle persone viste scappare in mezzo ai campi d'improvviso che erano appostati nelle zone buie delle città.
Stando ai dati in mano all'associazione, le segnalazioni di furti riferite allo stesso periodo sono diminuite del 50%. L'obiettivo di Demma è quello di confrontare questi numeri con quelli in mano alle forze dell'ordine in un incontro con prefetto, questore e comandante dei Carabinieri. Poter poi vedere se i comuni dove è partita la vigilanza sono riusciti ad avere un abbassamento di questa microcriminalità e quindi vedere se poi in un futuro possiamo anche cercare di capire se i comuni stessi possono intervenire a dare una mano ai cittadini. 30 secondi di pubblicità, poi andremo dagli alpini di Treviso per vedere come iniziano a prepararsi verso la Dunata Nazionale di Milano. Rieccoci in studio in diretta. Allora saranno oltre 100.000 le penne nere venete stimate nella 3 giorni della Dunata Nazionale di Milano, che inizia venerdì. La parte del leone come sempre la farà la marca trevigiana. Allora noi ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanatto. Dove ti trovi, Lucio? Ti vedo in compagnia proprio delle penne nere. Buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antenna 3 del telegiornale di Antenna 3 di Treviso. Sono con 2 consiglieri della sezione di Treviso ovviamente e siamo nella sede qui in via Montello, nella zona di San Pelaio. Siamo con il consigliere Venturino Cagnato e Franco Giacomini, tra l'altro neoconsigliere appunto di sezione. Allora, Venturino Cagnato invece è un veterano e parto proprio con lui, non me ne voglia il neoconsigliere, ma d'altra parte i vecchi vanno avanti rispetto ai boccia, giusto? Allora, da Vecchio, intanto una Dunata, quella di Milano, importante, che voi vi attendete, diciamo così, almeno a livello di quella di Treviso. Ma sicuramente sì, abbiamo sentito tante chiacchiere per quanto riguarda Milano, però siamo convinti che gli alpini quando devono fare si mettono in moto e sarà anche questa una Dunata, spero, meravigliosa, mi auguro. Naturalmente come quella di Treviso che ho vissuto personalmente. Perché dovete sapere che lui era il responsabile di tutti i cori, cioè del giro dei cori di quel sabato di cui viene Lucio? quei giorni in cui c'è stato. Sì. Lucio, mi sentiamo? Sì. C'è qualche problema col microfono? Sì, dimmi. Prova ad andare avanti, poi nel caso se si ripresenta il problema ci ricolleghiamo. Va bene, mi senti adesso? Adesso ti sento bene, vai. Va bene, allora io stavo dicendo. Bene, perfetto, stavamo dicendo, allora, da veterano lei ha preso e ha gestito i cori. Quanti cori erano a Treviso e come è andata? Beh, più o meno erano 120, non ero solo, naturalmente ringrazio anche l'ex consigliere Vittorio Bellò, però abbiamo lavorato sodo perché l'organizzazione fosse nel modo più perfetto. Ecco, dicevamo appunto Milano è una città importante, adesso ovviamente chiediamo al neoconsigliere Franco Giacomini, come si potrà trovare Treviso, o meglio, come potremo trovare le penne nere trevigiane a Milano? Milano è una città dispersiva per la sua ampiezza, pertanto pur essendosi delle zone dedicate all'ammassamento, agli alpini, in realtà penso che i trevigiani li troveremo ovunque, soprattutto in prossimità del centro. Ecco, c'è una stima di quanta gente verrà dalla marca trevigiana a Milano? Ma io spero tanti degli alpini di Treviso, siamo circa 10.000 alpini, non saprei, ma spero molto che siamo in tanti. Ecco, allo sfilamento ci sarà una cosa importante proprio ad aprire la sfilata di Treviso. Sì, perché quest'anno ricorrono i 100 anni di fondazione dell'ANA, pertanto la sezione di Treviso ha deciso di preparare e predisporre uno striscione che ricorda appunto questo. Il titolo dello striscione sarà 100 anni di sacrificio, dovere, umiltà. Bene, se non ci sono altre domande, volevo chiedere, scusami Lucio, allo studio, ovviamente pronti a riprendere la trottola. Sì. Volevo chiedere, ci sarà anche in un certo senso anche Iroso alla Dunata Nazionale, vero? Beh, allora, ritorno dal Vecchio, visto che parlavamo di Iroso prima della diretta, ci sarai di fatto anche lui a sfilare con voi? No, Iroso è mancato. Però di fatto... Sì, resterà sicuramente nei ricordi di tutti gli alpini e sicuramente con stima per quello che è stato Iroso per l'associazione. Senta, di solito quando uno va avanti si porta il cappello, per Iroso cosa succederà? Non lo so, se metteranno il cappello sopra l'urna delle ceneri, non lo so.
Non lo so, quelli di Cappella Maggiore come organizzeranno questa cosa. Però sicuramente ci sarà qualcosa per ricordare i Rosa. Sicuramente ci sarà qualcosa. Bene, Nicola? Grazie Lucio, continueremo nei prossimi giorni a sentire gli alpini come si preparano per questa adunata nazionale di Milano. Adesso torniamo a parlare di politica, il nostro viaggio tra i candidati alle elezioni europee. Parliamo della coordinatrice azzurra del Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino, candidata con Forza Italia nella circoscrizione nord-est e che punta ad andare in Europa per, dice, aiutare gli enti locali a reperire fondi. Lo slogan è Europa in comune, con la E e la C maiuscoli. Sandra Savino, deputata di Forza Italia, ha ben chiaro quello che è il suo obiettivo nel caso il voto del 26 maggio la porti a sedere nel Parlamento europeo. Il mio impegno in Europa sarà proprio quello di mettere in collegamento diretto i comuni con i fondi comunitari. Una carriera politica, quella di Sandra Savino, che l'ha portata a ricoprire il ruolo di assessore alle finanze della regione Friuli Venezia Giulia e prima ancora quella di assessore nel comune di Trieste. Un contatto diretto quindi con la gestione degli enti locali e con uno dei problemi più sentiti, il reperimento di risorse. Al momento, spiega la deputata di Forza Italia, l'unico luogo dove possono essere recuperate risorse vista la scarsità nel nostro paese è l'Europa. Il mio impegno è quello di far sì che i comuni, soprattutto i comuni, si dotino di personale, di possibilità e di strategie atte a portare più finanziamenti possibili sul proprio territorio. Ciò vuol dire maggior benessere per i cittadini, possibilità di adoperare questi fondi in vari settori. E adesso lo sport, e partiamo dal volley. Alle 20:30 in un Palaverde esaurito c'è l'Imoco Conegliano che potrebbe agguantare lo scudetto, il terzo della sua storia, perché le Pantere sono 2-0 nella serie finale contro Novara e potrebbero chiudere il conto già stasera dopo aver conquistato gara 1 e gara 2 anche con una certa facilità contro le piemontesi rivali anche della futura finale di Champions a Berlino. Dunque sul 2-0 una gara 3 che potrebbe portare lo scudetto, il secondo consecutivo per le Pantere dell'Imocco. Vedremo cosa accadrà. Invece una situazione diversa per il basket, la De Longhi Treviso che era sul 2-0 nella serie degli ottavi dei playoff di A2, adesso si trova ad essere 2-2 dopo la vittoria anche in gara 4 di Trapani. Una De Longhi adesso costretta alla vittoria in gara 5 mercoledì proprio alla Palaverde per non essere fuori da questi playoff. I playoff sono emotività, non c'è classifica, non c'è niente. Chiamatela rimonta, ma per i tifosi della De Longhi la definizione esatta è incubo. Difficile descrivere meglio la sensazione di trovarsi dal 2-0 nella serie al 2-2 con la prospettiva di una gara 5 da dentro o fuori. Non il massimo per un team che punta alla promozione ma che potrebbe rischiare di uscire agli ottavi. Eppure coach Max Menetti è fiducioso nel dopopartita perché rispetto a gara 3 in gara 4 ha visto una Treviso migliore soprattutto in difesa. Non è bastato però a evitare l'80-74 nella tana di Trapani con un crollo decisivo nel terzo quarto dopo aver aggredito bene la partita nella prima parte del match. È evidente che il terzo quarto, il momento di grande carica emotiva e i canestri di Clark hanno spezzato la partita. Noi abbiamo fatto un lavoro difensivo molto migliore, soprattutto nei tre quarti, nel primo, nel secondo e nel quarto quarto, però dopo invece oggi abbiamo fatto molto male in attacco. Troppe palle perse, circolazione di palla deficitaria, ancora una volta è Logan a steccare soprattutto dalla lunga distanza. La rimonta di Barnett non basta, si torna al Palaverde per una partita che mercoledì è già una sentenza, confidando di ritrovare ritmo e testa di gara 1 e gara 2. Le due partite casalinghe che noi abbiamo fatto erano due partite di una squadra che era ben consapevole cosa doveva fare per battere una squadra che è evidente che gioca, soprattutto in casa, gioca veramente con grande fiducia. Questo è quello che è successo tutto l'anno e vorremmo anche mercoledì naturalmente giocare una partita dove sappiamo bene quello che potrebbe fare. Torniamo a parlare adesso di sanità. Abbiamo aperto con la sanità il nostro telegiornale, questa invece è una cerimonia che ha visto intitolare una sala dell'ospedale di Conegliano a Savino Ghiro, considerato il pioniere del pronto soccorso in Italia, proprio nella Marca trevigiana.
Una targa fissa al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano per ricordare la figura di Savino Ghiro, morto un anno fa all'età di 95 anni, e a cui è stata intitolata l'area osservazione breve intensiva. Ghiro dal 1970 al 1988 è stato primario proprio del pronto soccorso ed è considerato il creatore dell'unità operativa di emergenza come oggi noi la conosciamo. Il primo vero pronto soccorso, perché prima il reparto non era autonomo, c'erano i pronti soccorso ma dipendevano dagli altri reparti, mentre quando è arrivato mio marito, che è andato al pronto soccorso come primario, ha detto voglio arrivare a averlo autonomo e con medici qualificati e non a rotazione come era in precedenza. Originario di Noventa Vicentina, nel 1965 Ghiro si trasferisce a Conegliano, dove continua la sua carriera medica, prima in chirurgia, poi in pronto soccorso, di cui è diventato il primo primario. Ma Ghiro viene anche ricordato per il suo grande impegno nel campo medico. È stato, tra gli altri, fondatore della sezione triveneta della Società Italiana di Medicina d'Urgenza e della prima sezione italiana dell'Associazione Italiana Soccorritori a Conegliano, dove ha pure creato il consultorio Centro per la Famiglia. Prendersi cura di chi era malato, sofferente, è stata la missione nella vita di Savino Ghiro. È stata un'avventura favolosa, difficilissima, però ci è riuscito e sono orgogliosa di quello che ha fatto e per l'umanità che ci ha messo. 20:10 fra pochissimo, alle 20:10 appunto dopo il nostro telegiornale, ancora il nostro viaggio tra i candidati alle elezioni europee con Antonio Candiello del Movimento 5 Stelle e Carlo Cardona di Casa Pound. E poi alle 21:15 in prima serata, come ogni lunedì, Ring, la politica alle corde, il nostro talk show europeo, un clima da odio, questo è il titolo, ne parliamo stasera, anche il Salone del Libro diventa tema di scontro, intanto per Salvini gli alleati devono tapparsi, dice, la bocca, ma l'autonomia resta una agonia. Ne parliamo con, in studio, Achille Variate del Partito Democratico, Gian Antonio Darè della Lega, Antonio Candiello del Movimento 5 Stelle e Fausto Pozzobon della Sinistra. In collegamento a Trieste l'onorevole Sandra Savino di Forza Italia. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Aumenta temporaneamente l'alta pressione, dunque bel tempo almeno nella giornata di martedì, perché poi si affaccerà una nuova perturbazione. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi, massime comprese invece tra 14 e 19 gradi. Prevalenza di sole anche sul Friuli Venezia Giulia, il cielo sarà sereno salvo per occasionali annuvolamenti sui settori montuosi ma senza piogge degne di nota. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, tanto sole ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso e con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime invece sui 17 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.